Non c'è nemmeno una sedia vuota, semplicemente il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Marin, considerato da molti il mandante dell'esecuzione dell'amministrazione Bitonci, non è stato invitato a suggellare una volta per tutte un'alleanza più forte e vigorosa con la Lega Nord. Dopo lo strappo in Consiglio Comunale a Padova ci sono il senatore Nicolò Ghedini e il commissario Adriano Paroli. C'è stato un grave incidente politico che fa sì che la gente, quando accadono queste cose, si allontani vie più dalla politica, perché fanno fatica a comprendere. Forza Italia isola i traditori. Ghedini dirà che tutto è accaduto solo per motivi personali, non politici. Il partito si dice pronto, insieme alla Lega, a riconquistare tutti i comuni del Veneto, a partire proprio da Padova. Quando mancano le persone, vuol dire che queste persone sono assolutamente alla finestra, ma sarà così per tutta la campagna elettorale e anche per quanto riguarda il futuro. Io l'ho detto in tutte le lingue che conosco. L'ex sindaco ringrazia i 4 forzisti che sempre gli sono stati fedeli: Cavaton, Mosco, Lodi e Turrin. In prima fila tutti gli ex assessori e consiglieri dell'amministrazione pronti a prestare di nuovo servizio per Palazzo Moroni. Eravamo qua con chi ha voluto ricucire questa frattura, che non è stata una frattura sicuramente indolore. Oggi si chiude un capitolo. Sull'assenza di Marina non si espone il commissario Paroli, che però lascia intendere il grosso ruolo che in futuro avrà il senatore Ghedini a Padova. Il tema era diventato di livello nazionale, è stato chiesto a me di fare il commissario direttamente dal nazionale. Nicolò Ghedini, pur essendo padovano, è esponente di spicco nazionale del partito. Una vicenda che ha fatto tremare anche i vertici nazionali, che ora va chiusa, dimenticata, così sperano i diretti interessati, ma non si sa poi se gli elettori dimenticheranno quella finta litigata, un teatrino degno del miglior Goldoni.